Accoglienza dei migranti, flop del bando pubblicato un mese fa dalla prefettura di Treviso. Si cercavano almeno 100 posti, se ne trovano solo una ventina. Forti piogge, ma l'attesa ondata di maltempo è passata senza fare grossi danni nella Marca. Allerta gialla fino a domani alle 14. Dopo il caldo torrido, temperatura in picchiata. Dall'ex caserma Salsa al raddoppio della biblioteca, in arrivo dal governo altri 3 milioni di euro per rilanciare i cantieri del PNRR. Gli aumenti dei costi infatti rischiavano di bloccare le opere più importanti della città. Continua nella Marca il dibattito sulla futura via del mare a pagamento, la rabbia degli autotrasportatori che operano con le attività del litorale, ingiusto pagare ancora per lavorare. Oggi l'addio a Mestre ad Andrei Boichenko, il ventenne di origine bielorussa, annegato nel lago morto a Vittorio Veneto. Degrado ed incuria a Borso del Grappa, dove la cappelletta dedicata a San Pio X è stata trasformata in un gabinetto, una ferita ai fedeli proprio all'avvio delle celebrazioni per Papa Sarto. Sbarca la Mostra del Cinema di Venezia, il trailer video del docufilm dedicato a Tina Anselmi, il racconto del progetto del comune di Castelfranco sulla realizzazione di un monumento alla prima donna ministra d'Italia. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In apertura la questione dell'accoglienza dei migranti che continuano ad arrivare nel nostro paese. Scarsa adesione al bando della prefettura di Treviso per individuare posti per l'accoglienza. Hanno risposto solo 2 associazioni per un totale di una ventina di posti messi a disposizione. Davvero pochi. Solo 2 associazioni hanno risposto al bando della prefettura di Treviso per l'accoglienza dei richiedenti asilo. Si cercavano 450 posti, 50 di quali per i minori non accompagnati. Ne sono stati trovati invece una ventina. L'associazione Hilal di Abdallah Kerzai ha individuato alcuni appartamenti già utilizzati in passato, ma ovviamente non bastano. Noi per il nostro piccolo cerchiamo di dare delle risposte, ovviamente con grandi difficoltà. Noi per il momento abbiamo trovato una soluzione per una quindicina di persone. Per Hilal anche un'industria poteva fare un investimento e i comuni fare qualcosa in più. Purtroppo non c'è un entusiasmo imprenditoriale su questo campo. Poteva essere anche un'industria di mettere qualche quattrini per qualche appartamento, perché queste persone quando arrivano vanno a lavorare. Intanto però in Veneto gli arrivi continuano a ritmi che i sindaci, ma anche il presidente della regione, giudicano insostenibili. Io spero che la vera soluzione sia che si ponga fine a questo arrivo e si aiutino veramente i profughi veri, cioè coloro che scappano veramente dalla morte e dalla fame, che sono solo 10-11% del totale. La misura è colma. E io non do colpe a nessuno perché so che questa è una congiuntura internazionale, però è pur vero che l'Europa non può girarsi dall'altra parte o pensare di risolvere i problemi con qualche summit e qualche sorriso. Il 12% della popolazione veneta è fatta di immigrati che hanno scelto per la loro vita questa regione. Ciò significa però che solo il 12% ha diritto a rimanere in Italia. Noi siamo preoccupati perché oggi i dati sono dati di insostenibilità. Ne stiamo ospitando circa 9.000 in questo momento. E siamo davanti a una situazione che rischia di diventare inquietante, visto e considerato che non ci sono più spazi. La posizione della regione è quella di evitare tendopoli o mega assembramenti e di ottenere dall'Europa un sostegno concreto a un problema che non è solo italiano. Secondo giorno di allerta meteo per il passaggio del ciclone Popea. Ieri sera nubifragi e temporali anche questa mattina su tutta la Marca. Record di precipitazioni a Volpago, dove sono caduti 35 mm di pioggia in 6 ore. Dopo 2 giorni di allerta arancione e poi gialla su tutto il territorio, la coda del ciclone Popea prosegue ma tende ad attenuarsi. Forti temporali hanno interessato tutta la provincia di Treviso, particolarmente colpita la zona dell'Alta Marca e del Montello. Ed è stato proprio Volpago il comune maggiormente interessato dalle precipitazioni. Secondo il bollettino meteo della Protezione Civile della Regione, sono stati ben 35 i millimetri di pioggia caduti nel territorio del comune del Montello in sole 6 ore. Tantissimo ha piovuto. Ho visto in giro dei campi allagati e ieri sera mi sono mosso verso
Verso mezzanotte c'era la statale che aveva una bella spanna d'acqua, era pericoloso anche, bisognava andare piano. Abbastanza tanto anche, non male. Era ora che piovesse e per fortuna non ha fatto grandine, perché già l'altra volta ha già dato il suo buon risultato quest'anno. Sì, stavolta no, per fortuna. Nessuna criticità nonostante l'allerta meteo diramata nei giorni scorsi. Sospiro di sollievo dunque per il passaggio del ciclone che non ha provocato grandinate eccezionali come era accaduto nel mese scorso, anche se in alcune zone della provincia si sono registrati alcuni danni. È il caso di Vidor, dove la tracimazione della Teva ha portato 50 cm di acqua nei piani inferiori di un'abitazione nei pressi del torrente. Non la prima volta che succede. La Teva è infatti soggetta ad esondazioni soprattutto quando le piogge si protraggono per molte ore, ma sono necessari interventi di messa in sicurezza del corso d'acqua. Intense piogge e temporali che hanno colpito anche il quartier del Piave, nuovamente danneggiato il campanile di Pieve di Soligo, diventato simbolo dell'ondata di maltempo di luglio a causa della rottura dell'orologio dovuta a chicchi di grandine del diametro anche di 5-7 cm. Questa volta invece bersagliato da un fulmine che ha provocato un cortocircuito fermando le campane per tutta la mattina. Il maltempo ha portato ad un drastico abbassamento delle temperature, giù di 10-15 gradi su tutto il territorio. Resta l'allerta gialla su tutta la regione fino alle ore 14 di mercoledì. Previsto infatti ancora tempo instabile ma con fenomeni in generale attenuazione. In arrivo dal governo a Treviso soldi freschi per rilanciare i cantieri del PNRR. Gli aumenti dei costi infatti rischiavano di bloccare alcune delle opere più importanti della città. Più di 3 milioni di euro in arrivo nelle casse di Cassugana, una notevole boccata d'ossigeno per i cantieri del PNRR che così potranno ripartire a pieno regime. 3 milioni e 90 mila euro che serviranno a compensare l'aumento dei costi dei materiali, altrimenti diventati insostenibili. Abbiamo questi 3 milioni in più legati allo stanziamento di 20 milioni della rigenerazione urbana. Certamente è una boccata di ossigeno importante che ci consente di guardare al futuro di quei cantieri con maggiore serenità, soprattutto da un punto di vista dei costi. I cantieri sono quelli della rigenerazione urbana, caserma Salsa, le mura, il raddoppio della biblioteca, l'ex macello. Per tutti questi cantieri siamo ormai in fase di gara e tra settembre e ottobre cominceranno i cantieri, addirittura invece l'ex macello è già cantiere. Oggi il passaggio ufficiale in giunta, arrivata la notizia del finanziamento, questi soldi andavano incamerati e quindi inseriti nel bilancio del comune. Tecnicamente oggi abbiamo comunicato in modo ufficiale l'arrivo di questi soldi, quindi ha portato una variazione da un punto di vista bilancistico in entrata anziché in uscita. C'è tempo fino a primavera 2026 per la rendicontazione, a settembre l'inizio dei lavori e poi tempi stretti ma sufficienti per completare le opere. Con l'estate ormai alle spalle le aziende riaprono con 1000 incertezze, viviamo giorno per giorno affrontando man mano le difficoltà, spiega il numero 1 degli industriali del Veneto, Enrico Carraro. Un autunno difficile, non particolarmente grave, ecco. Ci sono segnali anche contrastanti, lo dovremo vivere così un po' alla giornata. Un autunno di luce e ombre, perché se nel post pandemia si è vissuto un rimbalzo inatteso con le aziende che si sono rinforzate e dopo un secondo trimestre 2023 con una lenta crescita, i segnali prospettano una crisi non certo impattante comunque come quella vissuta nel 2009. Abbiamo dei problemi con l'export, l'industria germanica, l'industria tedesca così sta segnando il passo. E ci sono altri settori che stanno andando molto bene. In questo momento la vera preoccupazione degli imprenditori è legata ai tassi di interesse che rischiano di bloccare la crescita delle aziende. Sono fermi gli investimenti. Oggi non investire in questo momento nella nostra regione a fronte di transizione energetica, transizione green, ci può veramente trattenere al palo. È da alcuni mesi che molte aziende sono ferme, che
stanno aspettando, che ci sono annunci che non si saprà mai se la BCE applicherà nuovi tassi, perché è molto costoso oggi investire. Imprenditori alle prese con la continua ricerca di personale, e qui una risposta potrebbe arrivare dalla gestione dei flussi migratori, tema tornato al centro del dibattito in questa nuova estate di sbarchi. È imbarazzante parlare di emergenza, va avanti, spiega il numero 1 degli industriali veneti da un decennio, forse qualcosa in più lo si poteva fare. Noi abbiamo bisogno di manodopera, abbiamo bisogno di lavoratori, abbiamo bisogno anche di trattenere, perché sappiate che alcuni di questi considerano l'Italia proprio come luogo di transito. Nel giorno stesso che questi qui arrivano, io il giorno dopo gli insegnerei a fare qualche cosa, perché abbiamo bisogno degli autisti, abbiamo bisogno degli artigiani, abbiamo bisogno di tanti lavoratori. Un'ultima considerazione, Presidente Carraro la dedica all'autonomia. Anche noi imprenditori avevamo visto nell'autonomia sicuramente un rafforzamento dell'economia nella nostra regione. Mi sembra che ci sia qualcuno a Roma che stia lavorando per bloccare, per raffreddare. Non lo vedo più sull'agenda neanche della politica del Veneto, l'autonomia, perché c'è qualcuno che ne parla, però così non è più nei titoli. In attesa della firma della convenzione da parte della Regione, continua nella Marca il dibattito sulla futura via del mare a pagamento. Contrariati gli autotrasportatori che lavorano con le attività del litorale. Ingiusto pagare ancora solo per poter lavorare, dicono. Sentiamo. Dobbiamo spostarci sempre a pagamento, ma alla fin fine anche noi a Treviso paghiamo le tasse come gli altri, perché dopo dobbiamo pagare un'ulteriore tassa per spostarci? Via del Mare, la realizzazione della superstrada a pagamento sul tracciato della Treviso Mare continua a suscitare perplessità nella Marca. Contrari i sindaci trevigiani che temono l'aumento della mole di traffico che si riverserà sui loro territori, come l'onerosità del nuovo balzello sulle tasche di cittadini e imprese. E da oggi a scendere in campo sono gli autotrasportatori della Marca, preoccupati per il fatto che una strada che ora percorrono gratis diventi a pedaggio, pur con tutte le migliorie del caso. La Regione parla al momento di tariffe che andranno dai 2,40 euro per le auto ai 4 euro per i mezzi pesanti. Ci saranno delle esenzioni per 32 anni solo per i residenti a Roncade dei comuni trevigiani, mentre i residenti nei comuni di Treviso, Silea, Monastiere e San Biagio saranno esentati per i primi 2 anni, poi dovranno pagare, come del resto tutti gli altri residenti in provincia. Mettiamola 3 viaggi a Jesolo come può essere una normale vita di oggi, una normale vita che porta merci a Jesolo. 4 sono 4 andata, 4 ritorno, 8 euro. 3 viaggi sono 24 euro. A fine mese sono 500 euro che uno deve pagare per fare il lavoro che sta facendo oggi. È giusto, per carità, prendere qualcosa dai turisti che vengono, però teniamo presente che c'è anche chi lavora su quelle strade e ogni volta c'è un balzello in più, un qualcosa in più da pagare, un qualcosa in più che dopo devi scaricare nella fattura e va a finire nel consumatore. Non è giusto. A Mestre, ora dove oggi si sono svolti i funerali di Andrei Boichenko, il 20enne di origine bielorussa, annegato a Vittorio Veneto, toccante il ricordo della mamma. Eri la mia roccia, ha detto. Sentiamo. Arriva a Mestre da Vittorio Veneto sotto una pioggia battente con un quarto d'ora di anticipo alla salma di Andrei Boichenko, il 20enne di Favaro di origine bielorussa che ha perso la vita per annegamento lo scorso 18 agosto nel Lago Morto a Vittorio Veneto. Un centinaio ad attenderlo fuori come dentro la piccola chiesetta ortodossa della Natività della Madre di Dio. Per lui fiori e bouquet di rose bianche tutte le corone come la bara, con sopra la sua foto e la fascia con la scritta "La tua mamma", anch'essa di colore bianco. Bianco è il candore degli sposi e così quello dei ragazzi e delle ragazze non ancora sposate e che lasciano questa vita prematuramente, secondo la liturgia cristiana ortodossa del commiato.
In chiesa, alla messa, rigorosamente cantata dal Pope, tutti, parenti, amici e conoscenti, sono vestiti di nero, come Alessandro, il fratello di 18 anni di Andrei, e la sua mamma, Aliona. Commovente e forte il ricordo tra le lacrime del figlio. Diceva sempre: mamma, non preoccuparti che ci sono io. Ero un ragazzo d'oro, sempre pronto a aiutare le persone che vedevano difficoltà. Metteva entusiasmo a tutto quello che faceva. Ha iniziato a lavorare molto presto e subito si è distinto per l'impegno e la serietà. Era molto orgoglioso di quello che faceva e adorava la vita. Al termine della cerimonia è distribuita con bicchiere e cucchiaino la coliva, cibo tradizionale dei riti funebri con grano bollito, miele e pistacchi, mentre gli amici di Andrei, uno ad uno, si intervallano sulla bara dell'amico morto prematuramente, ponendo come ricordo la loro firma prima della sepoltura di Andrei a Favaro, dove con il fratello e la mamma aveva sognato un nuovo futuro qui a Venezia. Ricordiamo Andrei per tutte le sue grandi qualità e apprezziamo il tempo che abbiamo passato con lui. Sono ore di angoscia queste per i familiari di Mary Iriele, quindicenne di Salgareda, di cui non si hanno più notizie da sabato pomeriggio, quando la ragazza si è allontanata da casa. A darne notizia la prefettura di Treviso. La ragazza è alta 1,75 m, di corporatura robusta, carnagione scura, lunghi capelli con treccine di colore marrone, occhi scuri. Al momento dell'allontanamento indossava jeans verdi stretti, scarpe da ginnastica nere e borsa di colore nero. I familiari hanno denunciato la scomparsa della ragazza alla stazione dei Carabinieri di Ponte di Piave. Chiunque la veda o possa riferire informazioni utili alle ricerche in corso è pregato di contattare il 112. Covid, una parola che pensavamo di non dover più sentire, invece se ne torna a parlare per una nuova variante che sta facendo ammalare diverse persone. In questi ultimi giorni sono tornati a salire i contagi con febbri e raffreddori, ma al momento rassicura l'ULSS, non c'è di che preoccuparsi, non c'è nessun allarme. Sentiamo. La situazione Covid nella Marca diciamo che è sotto controllo assolutamente. I casi settimanali ogni 100.000 abitanti sono 39 contro un anno fa 332, quindi credo che effettivamente non ci sia da preoccuparsi. A distanza di 3 anni dalla pandemia pensavamo di non dover più sentire la parola Covid, invece se ne torna a parlare per una nuova variante che ha fatto ammalare diverse persone. Virologi e autorità sanitarie stanno esaminando l'ultima variante perché è profondamente mutata rispetto a tutte le precedenti. Nelle prossime settimane ci diranno se cambierà la storia della pandemia. I contagi nella Marca questa settimana sono 127, tra i più colpiti gli over 80. I ricoveri nell'ospedale di Treviso non mancano, ma fortunatamente sono pochi. È chiaro che abbiamo anche delle persone ricoverate. La settimana scorsa abbiamo avuto anche 2 persone che sono state ricoverate in pneumologia, 2 anziani, per ovviamente problemi polmonari. Abbiamo una decina di persone ricoverate per Covid positive, però voglio dire la situazione è assolutamente sotto controllo, per cui devo dire che i tassi oggi ancora di incidenza di patologia da Covid sono molto limitati. Nel periodo autunnale consiglio dei sanitari per gli anziani over 70 o persone che abbiano pluripatologie di fare la vaccinazione sia l'anti-influenzale che per il Covid. Perché in questo modo le persone si proteggono e anche i familiari di coloro che sono fragili dovrebbero ovviamente vaccinarsi. Il Covid attualmente si manifesta con mal di gola, tosse stizzosa, poca febbre,
una patologia blanda ma da non sottovalutare. Il test antigenico molecolare non è più obbligatorio, ma resta raccomandato soprattutto per le persone fragili o per chi le frequenta. Soprattutto se una persona deve andare a trovare una persona fragile. Comunque in ogni caso, quando si è in contatti con persone fragili e si ha mal di gola, è sempre preferibile tenere la mascherina. In caso di positività non vi è più l'isolamento, il Ministero consiglia l'uso della mascherina soprattutto nel contatto con persone fragili. Novità in arrivo per le future mamme che metteranno al mondo i loro piccoli all'ospedale di Conegliano dal 1° ottobre. Infatti, per tutte le donne che lo richiederanno sarà possibile partorire con l'anestesia epidurale che attualmente rappresenta il gold standard del controllo del dolore nel travaglio del parto, previa valutazione medica di idoneità alla procedura. Il percorso sarà gestito da un team di anestesisti che garantirà l'assistenza 24 ore su 24, festivi compresi, in stretta collaborazione con i ginecologi e le ostetriche. La novità arriva grazie ad un percorso formativo ad hoc che impegna diverse professionalità del presidio ospedaliero di Conegliano Ospedale, che nell'anno 2022 ha visto 934 parti su un totale di 4.206 dell'intera ULSS 2. E noi continuiamo con una segnalazione che ci è arrivata da parte di alcuni nostri telespettatori residenti nel quartiere di San Lazzaro relativamente al degrado in cui versa via Medaglie d'Oro. Siamo andati a vedere. I marciapiedi sono fatiscenti e pericolosi, erbacce anche alte 2 metri. I pozzetti, i tombini per l'acqua piovana otturati, cestini anche per i rifiuti insufficienti, perché ne abbiamo uno davanti alla scuola e uno davanti agli impianti sportivi. Il monumento alle medaglie d'oro versa in condizioni pessime. Residenti del quartiere San Lazzaro sul piede di guerra per la situazione di degrado presente nella via delle Medaglie d'Oro. La strada si trova in uno stato di abbandono, ci dicono i residenti, con rifiuti di ogni tipo ai lati della via. Qui buttano rifiuti di ogni tipo, passano con le macchine, direttamente dalla macchina li lanciano. Questi rifiuti sono qui da molto tempo? Sì, io ci passo ogni mattina con il cane, quindi sicuramente da 6 mesi sono qua questi rifiuti. L'erba alta rende impraticabile il cammino nel marciapiede, come dimostra il video di un telespettatore e le immagini da noi realizzate. Non solo, un deposito di un cantiere presente da mesi a ridosso del monumento ai caduti nei lager nazisti, così come un furgone abbandonato da anni nel piazzale. La rabbia dei residenti è palpabile. C'è il marciapiede tutto pieno di erbe, quando parcheggi la macchina i marciapiedi sono fatiscenti, rischi di cadere, di inciampare e poi tutta la via che è proprio un degrado. Se mi viene a trovare qualcuno veramente mi vergogno. Una via conosciuta e frequentata, qui vi è la succursale dell'Istituto Besta e il centro sportivo di atletica. Arrivano da tutta Italia per gli eventi sportivi che ci sono da Benetton qui all'atletica, quindi è anche brutto vedere una città presa in questo stato, soprattutto con tutta la gente che arriva. Il Comune speriamo che dopo questo servizio possa intervenire. E degrado e incuria anche a Borso del Grappa, la cappelletta di Papa Pio X trasformata in un gabinetto. Chi non ha visto la celebre foto del 1901 che ritrae il cardinale Giuseppe Sarto, di lì a un paio d'anni eletto al soglio pontificio con il nome di Papa Pio X, salire verso la vetta più alta del massiccio del Grappa a dorso della famosa Mula Bianca. Una bella avventura per quei tempi, da Venezia passando per Borso, Semonzo, fino a inerpicarsi per Campocroce. Un viaggio con bivacco in una casera di Montanari a metà percorso. Oggi quella casera è una cappella con lapide commemorativa. Ebbene, qualche incivile ha trasformato quella cappella in un gabinetto a cielo aperto. Degrado, sporcizia e una profonda mancanza di rispetto per un luogo tanto caro alle genti della Pedemontana. Ecco la segnalazione che ci arriva direttamente dal sacrestano della cappella. E vogliamo segnalare al TG Bassano quello che succede dietro la noncuranza
che troviamo dietro la cappella. La gente viene qui, bivacca e poi lascia così questo immondenzaio che certamente non fa onore, deturpa il paesaggio, non rende memoria a questo luogo a cui le genti della Pedemontana sono legati, e quindi vogliamo segnalare a TG Bassano questa noncuranza. Sbarca alla 80ª mostra d'arte cinematografica di Venezia il trailer del video del docufilm Tina Anselmi, Genesi di un monumento, il racconto del progetto del comune di Castelfranco sulla realizzazione appunto di un monumento dedicato alla prima donna ministro d'Italia. Una donna che da Castelfranco Veneto, una città così distante da Roma, è riuscita ad arrivare ai vertici del Parlamento italiano. Nasce nell'ambito di un progetto studiato per valorizzare la figura di Tina Anselmi, prima donna ad assumere la carica di ministro, il docufilm sulla realizzazione del monumento che la città di Castelfranco Veneto vuole donare alla cittadinanza nel suo ricordo. Un orgoglio reso possibile dalla collaborazione con la Regione del Veneto, con Veneto Film Commission, con Tina Anselmi che torna al centro di questa nostra progettualità partita un paio d'anni fa, che ha l'intento di valorizzare la prima donna ministro, una staffetta partigiana, la Presidente della Commissione P2 e quindi un personaggio sicuramente irripetibile. L'amministrazione comunale tra i mesi di aprile e maggio, con il supporto dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, ha organizzato una mostra di bozzetti e studi preparatori realizzati dai giovani artisti per creare un monumento. Ma un percorso che facesse in modo tale che il nome di Tina Anselmi sia e rimanga associato alla città che le ha dato i natali per sempre. Il video, realizzato dall'Associazione Internazionale del Diritto e dell'Arte e dell'Associazione Histoire, propone questo percorso con la voce dei protagonisti ed approfondimenti che valorizzano il lavoro svolto. Il trailer sarà presentato giovedì 31 agosto nello spazio espositivo della Regione Veneto all'80ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. In primo piano un nuovo crollo sulle Dolomiti, un crollo dal Teston della Schiara con notevole distacco di rocce è stato segnalato questa mattina intorno alle 8:30 dal gestore del rifugio Settimo Alpini. L'allerta ha mobilitato il soccorso alpino di Belluno che con gli elicotteri del SUEM e dell'Air Service Dolomiti ha fatto la spola nel tratto strapiombante della Schiara sopra la Cengia Sperti, esclusa la presenza di alpinisti sulle ferrate, sulle due ferrate presenti. La caduta di materiale è proseguita per tutta la giornata. I bivacchi in Marmole dalla Bernardina sono stati lasciati messaggi che invitano gli alpinisti a non scendere lungo la ferrata per ovvie ragioni di sicurezza. Giornata storica quella di oggi per l'ULSS 1 Dolomiti che ha annunciato l'attivazione della guardia attiva medica neurologica H24, non era mai accaduto prima. Dal 1° settembre partirà una nuova riorganizzazione dei reparti a Belluno e Feltre, 32 posti letto complessivi, 15 medici e 3 specializzandi. Pieno ripristino delle dotazioni di posti letto, 18 a Belluno e 14 a Feltre, avvio guardia medica attiva H24 su Belluno, mantenimento guardia interdivisionale su Feltre con pronta disponibilità integrata neurologica, aumento delle agende ambulatori per le prestazioni agli esterni. Dopo la presentazione della diagnostica specialistica per la gestione dell'ictus al quinto piano del quartier generale dell'ULSS Dolomiti, oggi si è brindato alla giornata storica per l'azienda e le neurologie di Belluno e Feltre che entro l'anno potrebbero essere riconosciute unità di secondo livello. Per la prima volta, dopo tanti anni, dopo tanti tentativi, riusciamo ad attivare per la neurologia di Belluno la guardia attiva neurologica,
La guardia attiva neurologica significa che il neurologo sarà in ospedale 24 ore al giorno, ovviamente in turni divisi diurni e notturni. Un traguardo dopo le difficoltà dei mesi scorsi causate dalla mancanza di medici. Abbiamo tenuto botta, ha detto il dottor Sandro Cinquetti, temporaneamente direttore sanitario facente funzioni. Questo non è stato solo il lavoro dei neurologi, ma delle guardie interdivisionali, della rianimazione, dei trasporti sanitari tramite il SUEM. Questa rete straordinaria che in questa provincia è vitale ha consentito di mantenere livelli assistenziali sia sulla parte ricovero sia sulla parte ambulatoriale di tutto rispetto. I numeri, d'altro canto, confermano che le prestazioni erogate nel primo semestre del 2023 non hanno registrato scossoni rispetto all'anno precedente, così come i ricoveri. Siamo passati da un momento di estrema difficoltà che abbiamo superato con questa collaborazione a un momento in cui riusciamo a crescere. Per cui con l'apporto dei colleghi anche esterni riusciamo anche noi ad avere in questo momento 14 posti letto per i pazienti neurologici. Per lo step successivo manca un'equipe per l'esecuzione della trombectomia che già viene eseguita all'ospedale di Belluno. Stiamo attivando per avere la possibilità di avere tutto ciò che serve, cioè il materiale e le possibilità tecniche da utilizzare, e ci stiamo attivando anche per la formazione del personale per riuscire nel più breve tempo possibile a portare la trombectomia a Belluno. Un grande lavoro di squadra che ha visto la collaborazione dell'ULSS 2 e dell'azienda ospedaliera di Padova per la copertura dei turni medici, oltre alla rete interna fra le neurologie, il SUEM, il pronto soccorso e le rianimazioni. Quando si parla di sanità il bicchiere è sempre mezzo pieno e mezzo vuoto, no? Allora dobbiamo anche vedere quello che di buono si sta facendo e riconoscere i servizi che si danno. Certo, si può sempre migliorare, stiamo lavorando per questo e io penso che i risultati raggiunti qui nell'ULSS 1 bellunese da tanti anni, dal 2010 in avanti e in particolare in questi ultimi 3 mesi, ne siano testimonianza. Da Piazza Duomo a Belluno questa mattina si è alzata la voce del comitato Giù le mani dalla sanità bellunese, pronto a scendere in piazza per una grande manifestazione a tutela della salute di chi vive in montagna. Vengo da Padova, ho la sclerosi multipla, una malattia cronica invalidante e spesso degenerativa, e vista la mia situazione mi sento in dovere di portare la voce del malato all'attenzione pubblica. Le malattie non sono una colpa, i bellunesi hanno diritto ad essere curati con costanza e professionalità. Hanno scelto la formula del sit-in i rappresentanti del comitato Giù le mani dalla sanità bellunese per manifestare ancora una volta preoccupazione e rabbia per lo smantellamento del sistema sanitario pubblico che in montagna preoccupa da anni. Io sono qui per tenere alta la mia dignità, la dignità delle persone che si trovano in difficoltà e si sentono sole. Non è passata inosservata ai loro occhi la lettera che il sindaco di Belluno, nel ruolo di presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 1, ha inviato il 10 agosto scorso al presidente Zaia, all'assessora Lanzarini e al commissario dell'ULSS 1 Dalben. Non possiamo ovviamente entrare nel merito della stessa né ci permettiamo di esprimere giudizi riguardo alla modalità utilizzata. Possiamo invece lanciare un appello agli altri sindaci affinché prendano collegialmente posizione denunciando la situazione che si vive in provincia. Appello e invito contenuto nel documento letto a mezzogiorno davanti a Palazzo Rosso, in cui vengono rimarcate le difficoltà del sistema sanitario e i bisogni della sanità di montagna. Si criticano le scelte della Regione Veneto e si chiede l'istituzione della consulta per la tutela della salute dei comuni bellunesi. I primi cittadini devono prendere in mano questa situazione. La sanità pubblica è un loro impegno fondamentale. Il comitato con il coordinamento Veneto Salute Pubblica stanno lavorando a una manifestazione, la terza a livello regionale, in programma a Belluno il prossimo 28 ottobre. Le polemiche su Investi Scuola non si placano nemmeno alla notizia della conferma dell'agevolazione per il trasporto degli studenti da e per gli istituti superiori della provincia. Critica la Filt CGIL che alla provincia, che ha potuto attingere alle risorse derivanti dai fondi per le ex strade. ANAS manda a dire un capolavoro, in questo modo si rinunciano a entrambe le funzioni, mobilità e viabilità. Plaude al contrario
il PD provinciale, che chiede che la misura diventi strutturale. Per fortuna, scrive il segretario Alessandro De Bianco, che è stata scongiurata l'ipotesi di Fratelli d'Italia che avrebbe avuto il maldestro effetto di intaccare la solidità patrimoniale di Dolomiti Bus. In questo senso il PD ha chiesto al presidente della società di trasporto di riferire al più presto pubblicamente. Ed è questa l'ultima notizia. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Ci salutiamo dando uno sguardo alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al meteo. Ciclone in lento allontanamento verso i Balcani. Il maltempo abbandona il nostro territorio. Vediamo il dettaglio di mercoledì 30 agosto. Sul Veneto la perturbazione esaurisce la sua azione, lasciando dietro di sé tantissime nuvole e le ultime sporadiche precipitazioni che interesseranno velocemente le zone montuose. Altrove tempo più asciutto. Temperature minime stazionarie sugli 11-15 gradi, massime in ripresa tra 21 e 24 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. In questo caso al mattino il cielo sarà in prevalenza nuvoloso, non sono escluse anche delle piogge sparse ma piuttosto frequenti. Nel pomeriggio migliora con ampie schiarite. Temperature minime tra 12 e 18 gradi, massime sui 20-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo una nuvolosità piuttosto variabile, saranno possibili anche dei piovaschi isolati e con maggiori tratti soleggiati. Temperature minime intorno ai 15 gradi, massime sui 26-27 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.